curiosità, prima di addentrarci alle cose bianco-scudate, volevo chiederti se hai sentito Belotti, se ti ha fatto gli auguri per questa nuova Sinceramente no, perché lui adesso è in nazionale, quindi concentrato in nazionale, quindi lo sentirò a breve sicuramente. Tanto prima di ogni partita ci sentiamo, quindi mi farà l'in bocca al lupo sicuramente. Ok, senti, ecco come puoi guardare un po' verso di noi. Come vivi questa nuova esperienza, insomma, che per te insomma, è cominciata da pochi giorni? No, sono carico, motivato per cercare di portare questa squadra a fare il meglio possibile. Lo sappiamo che siamo una squadra competitiva, però ce ne sono tante altre messe meglio di noi, però daremo il massimo per poter stare in quelle posizioni lì. Senti, il tuo nome già circolava a fine giugno, quindi ancora prima che si aprisse il mercato. Poi sì, c'era già stato un contatto con il direttore del Pisa, così, però il Pisa non aveva accettato niente fino all'altro giorno. Invece poi sono andato a fare questa cosa e ho accettato molto volentieri, mi sono rimesso in gioco, perché ho anche 32 anni e vorrei ancora dare tanto. Magari là ero un po' chiuso, non potevo giocare e allora ho deciso di venire qui e cercare di conquistarmi un posto qua. Avevi anche altre possibilità oltre Padova? Oppure... Sì, c'era stato anche Catanzaro, però voci. Poi durante l'estate niente, perché ovviamente il direttore mi aveva detto che non ero tra i cedibili, quindi è andata così. Senti, tra l'altro, correggimi se sbaglio, negli ultimi 2 anni comunque, a parte i gol, torniamo anche su quello, però insomma hai cambiato spesso maglia magari nel corso della stagione. Sì, ormai cambio maglie ogni 6 mesi, infatti non ce la faccio neanche più. Mia moglie anche, definitivamente oltre qua. Che io, anche mia moglie non ce la fa più con i traslochi, quindi spero di rimanere il più possibile qua. Magari se ti trovi bene, dici sì, anche come città. Già con i ragazzi mi trovo bene, è un bel gruppo, poi sono uno che si integra bene subito in tutti i gruppi in cui sono stato, quindi sono veramente contento. Avevi chiesto a qualcuno, non so, qualche consiglio su Padova prima di accettare, oppure al di là di parlare? Allora, avevo chiesto a Minesso, che era là e mi ha parlato benissimo di questa città, di questa piazza, di questi tifosi, e quindi ho accettato subito senza neanche stare lì a pensarci. Negli ultimi 3 anni sei andato sempre in doppia cifra, pur cambiando maglietta ogni 6 mesi, però poi tu i gol li hai sempre fatti ogni anno, quindi... Sì, diciamo che ho ritrovato la confidenza che avevo perso negli anni purtroppo per problemi fisici e altre cose. Io mi metto a disposizione del mister, cercherò di dare il mio contributo e di fare il meglio possibile, poi normale. Sono un attaccante, l'obiettivo è quello, però vediamo di partita per partita, pensiamo solo a quello. A Pisa sei arrivato in un momento in cui nella prima parte della stagione le cose non andavano molto bene, poi invece avete fatto un crescendo incredibile e poi quella finale che penso rimarrà indimenticabile, no? Di fronte a 20.000 persone. Ero arrivato che erano decimi in classifica, li vedevo che erano molto demotivati, però ho trovato veramente un gruppo eccezionale là, ci siamo uniti e abbiamo fatto un girone di ritorno spettacolare. Penso che abbiamo 20 partite senza sconfitta, non so se era da tutti, però niente, pensiamo al Padova, il Pisa è passato, adesso pensiamo solo al Padova. Quali sono un po' il primo impatto? Già detto, no, che con i compagni ti sei trovato subito bene, ma quali sono così, appena arrivato, le prime sensazioni, anche parlando col direttore, l'ambiente, il centro sportivo? No, ho parlato con i compagni, anche col mister, è un bel gruppo, sicuramente siamo una rosa competitiva e in tutti i reparti abbiamo tanti giocatori validi e starà solo a noi a seguire il mister e fare il meglio possibile. Senti, leggevo un'intervista qualche tempo fa in cui ti descrivevi come un brontolone, sia con gli avversari, con i compagni, con l'arbitro. Sei ancora così o magari poi andando diciamo avanti? Che sono migliorato, a Pisa sono migliorato notevolmente, infatti me l'hanno detto anche tutti perché pensavano di trovare, come ti ho detto, un brontolone. E invece poi vabbè, mi sono messo in testa che a 32 anni era ora di smetterla, di lamentarsi, perché ho perso troppi anni anche per questa cosa. Anche con le pesentate? Sì, basta. Penso che non prendo un'espulsione da 2 anni, 3 anni, quindi dai,
avanti così. La maturità, no? Quindi La maturità sì, è arrivata un po' tardi, però dai, è arrivata. L'importante è che sia arrivata. Io così, se puoi raccontarci qualcosa, così qualche curiosità su Belotti, no? Perché alla fine già a livello nazionale si è parlato del tuo rapporto, insomma, con lui, che è nato ai tempi dell'Albino Leffe, al di là dei tatuaggi, del vostro rapporto, ecco. Continui a dargli qualche, perché leggevo che tu gli davi anche qualche consiglio, vabbè, in che rapporti siete praticamente come dei fratelli? Siamo in ottimi rapporti, siamo amici da anni, dai tempi dell'Albino Leffe, e ci sentiamo sempre, magari non tutti i giorni, perché lui con il fatto che si allena di più, magari si allena 2 volte al giorno, e poi è il capitano, quindi c'ha da fare tante altre cose a livello di società e così, però prima di ogni partita il rito è sempre quello di sentirci prima della partita, ascoltare la nostra canzone. E quella è sempre quella? È sempre quella, non cambia mai. Ormai è diventato un rito scaramantico e niente, poi si sente durante la settimana, ci videochiamiamo. È rimasto veramente un bel rapporto e sono veramente felice che, anche se con tutta questa notorietà, lui sia rimasto coi piedi per terra. Senti, ma compatibilmente agli impegni mi è venuto a vederti anche magari in qualche occasione? No, le partite purtroppo è difficile perché lui magari gioca c'è l'anticipo sabato. lui e dopo Ma da Torino, cioè, so che non è facile venire o a Pisa o a Padova per lui. Era venuto una volta quando ero proprio a Piacenza, che era anche il mio compleanno, infatti lì mi ha fatto una sorpresa stupenda e sono rimasto scioccato. Senti, tornando all'attualità, qui come compagni di reparto avrai Mukulu, Santini, c'è Gabbionetta, c'è Soleri, chi è che dimentico? Bonino. Insomma, siete in 6, in teoria il 3-5-2 al momento il mister gioca così. Ti piace come reparto, insomma, offensivo? Direi che a nomi e a qualità penso che tutti i giocatori che in Serie C possono fare benissimo, ma anche in Serie B secondo me. E sta a noi mettere in difficoltà magari il mister avendo una competizione, diciamo una buona competizione, quanti siamo? 5-6 ed 6 più giovani. Però con i 5 cambi, già ho visto l'anno scorso quando ero arrivato a Pisa che eravamo anche lì in tanti, da essere bravo anche il mister a ruotare, a tenerci tutti sulle spine, poi dobbiamo essere noi ovviamente a dimostrarglielo. Però sono convinto che siamo un bel reparto. Da esperto della categoria, dove lo metti il Padova tra le prime 3? Domanda un po' scomoda, però ci sono squadre molto più attrezzate come Vicenza, come Triestina, anche la Frapi Salocca, una mina vagante sempre. Sarà a noi, ogni partita per partita, pensare partita per partita e poi più avanti faremo i conti. Senti, immagino che comunque tu col Pisa ti sei sempre allenato dall'inizio del ritiro, quindi sì, non fisico ho saltato nessun allenamento, ho fatto tutto, anche l'amichevole, ho fatto l'ultima partita col Bologna in Coppa Italia, 90 minuti, quindi penso di essere, sì, io ci sono. Speriamo di fare una bella partita.